MDN Veneto incontra Gloria Testoni, benvenuta nella nostra trasmissione. Buongiorno a tutti. Allora, con Gloria Testoni tratteremo un argomento molto interessante che riguarda l'agricoltura. Per introdurre questo argomento, visto che io so che la Testoni è un amante della musica, vorrei citare una canzone famosa che è La distanza di un amore. Perché? Qual è la distanza che dobbiamo tenere nei confronti dell'amore per il profitto o una distanza dall'amore per il bene comune, per la qualità della vita? Questo perché parliamo di fitofarmaci. Quanto un'istituzione deve tenere da conto il profitto e quanto invece il bene comune? Allora, questa distanza fino a prima dell'avvento dei fitofarmaci non c'era. Invece dopo ha cominciato a essere sempre più importante. Solo adesso sappiamo che i fitofarmaci hanno un effetto sulla salute umana, in particolare sui bambini. Prima non lo sapevamo. E sappiamo anche che cosa comporta la monocultura in tutti i suoi aspetti, sia come rischio sul mercato, sia anche come perdita di biodiversità e di bellezza proprio del paesaggio e tutta una serie di cose. Quindi la distanza si è amplificata col tempo e adesso è anche ora che si restringa, perché alla fine dei conti è dagli anni '80 che chi ha scommesso su un'impresa biologica, ad esempio, parlando di agricoltura, ha fatto una scommessa vincente, perché adesso è risultata alla fine anche è riuscita a sostenersi anche durante una pandemia. Noi abbiamo visto durante questi periodi che le filiere corte che abbiamo costruito, dunque non sono solo rapporti economici, sono anche rapporti sociali di filiera corta, così hanno resistito anche durante la pandemia. Quindi c'è una soluzione che, come in amore, riescono a percorrere in pochi, è la giusta distanza quando, diciamo, gli interessi economici sia dei produttori che dei consumatori riescono a incontrarsi. C'è una via di mezzo. Sicuramente. Entriamo nello specifico della questione dei fitofarmaci perché, visto che fra l'altro insomma, ci troviamo in campagna elettorale, è bene sottolineare certi aspetti. La Regione Veneto ci risulta aver dato delle indicazioni, ma quanto queste indicazioni poi si sono tramutate in fatti concreti? Quanto gli agricoltori hanno recepito o hanno fatto finta di recepire? Allora, da un certo punto di vista la Regione ha cominciato a dare indicazioni a causa di una sempre più alta protesta dei cittadini nei confronti dei veleni usati in maniera indiscriminata e anche delle scelte dei consumatori, che pian piano hanno cominciato a comprare sempre più biologico. Allora è cominciata questa attenzione e quindi l'Europa e di conseguenza anche la Regione hanno cominciato a emanare determinate leggi a salvaguardia dei consumatori e dei cittadini. Nel 2016 c'è stata la proposta che si è tramutata nel regolamento di polizia rurale, che dà tutte le indicazioni che sono a volte banalmente scritte per ogni prodotto fitofarmaco. Tu hai delle indicazioni da seguire che ogni contadino dovrebbe sapere, ma che spesso è un po' così. Quindi questo vademecum dava le indicazioni e permetteva anche alla polizia di, in caso, sanzionare la persona che violava la legge. Però chiaramente non è praticabile, ci sono alcuni comuni che l'hanno adottata. Quando l'hanno adottata è difficile proprio metterla in pratica, le multe sono abbastanza irrisorie, anche i contadini stessi si lamentano, cioè c'è il contadino che fa biologico che deve declassare una parte di prodotto perché il vicino che fa convenzionale glielo inquina, ci sono tutte le scuole con i veleni vicini e anche gente che abita, insomma l'agricoltura com'è oggi non può andare a violare dei diritti delle persone. Quindi, come dice la Regione e anche nella direttiva del 2019, ci sono delle soluzioni, quindi le barriere verdi tra la scuola, soltanto che sono indicazioni che anche la Regione dà per opzionali, lascia delle deroghe, invece bisognerebbe essere molto molto più diretti.
Ci sta probabilmente anche da considerare che a livello locale la conoscenza, come lei diceva a proposito del rispetto di alcune, quelle come vengono definite indicazioni e non imposizioni di legge, probabilmente i rapporti che esistono fra istituzioni e contadini e agricoltori è talmente stretta che è difficile poi intervenire per poter dire guarda questa cosa che stai facendo non la puoi fare e quindi diventa complicato agire per far rispettare le regole. No, non è complicato perché abbiamo visto, è nata una situazione in Valpolicella anni fa che faceva dei corsi per insegnare ai contadini a convertire il proprio fondo, quindi anche prendendo dei bei soldi, e i contadini dopo, se hanno una strada indicata, la seguono, soprattutto perché appunto sanno che la cosa gli conviene anche economicamente. Sia gli stessi contadini lamentano una mancanza di tecnici, perché le scuole di formazione, che sono sempre in capo alla regione, diciamo, non incentivano tutta questa trasformazione sull'ecologia che va fatta soprattutto attraverso la scuola, attraverso la formazione, per cui anche i consorzi agrari, gli stessi consorzi agrari sono abituati a lavorare in una certa maniera, ovviamente lì adesso non vogliamo fare i complottisti, ma è chiaro che determinate aziende che producono fitofarmaci, che sono veramente grandi multinazionali molto potenti, non si lasciano sfuggire per i soldi. Però i contadini, se nel momento in cui gli dici guarda il tuo prodotto, se lo fai così, lo vendi di più, se ci sono queste tecniche qua, non è proprio restio a convertirsi. Ecco. Poi fra l'altro c'è da notare, insomma, lei mi diceva prima del collegamento che ci sono contadini, anzi aree che sono state convertite da un certo tipo di produzione agricola, ormai tutti spingono verso i vitigni e quindi si è perso molto di quel prodotto anche autoctono della produzione agraria. Sì, io ho visto come 30 anni fa, quando sono andata a abitare in Valpolicella, ad esempio le ciliegie era un prodotto molto di lusso, in alcune valli, mi pare che sia la Val d'Alpone, hanno continuato a mantenere questo prodotto e adesso è un prodotto di qualità e sono riusciti a compensare la concorrenza dei paesi esteri. Adesso, vedendo tutti quanti i rischi a livello anche meteorologico, prevedere dei raccolti diversificati, le ciliegie a giugno, l'uva a settembre e magari durante l'inverno anche della frutta secca, le nocciole piuttosto che l'olivo, servirebbe per mitigare anche i rischi economici che si corre avendo una monocultura. Poi c'è il discorso del paesaggio, perché io mi ricordo in Valpolicella, passeggiando quando ero piccola, trovavo un albero di fichi, un albero di cespuglio di more, un altro di mandorle, che sembrava veramente di essere nell'Eden ed è una cosa fattibile, per cui sarebbe bello poter anche convincere i contadini che in questi corridoi biologici che potrebbero mettere intorno al fondo potrebbero essere per loro un'altra fonte di reddito e non solo una perdita di produttività del vino. Insomma, è questa distanza dell'amore tra la convenienza e diciamo la scelta, insomma, di puntare anche sulla qualità della vita, insomma, che ci rende un po' perplessi e che insomma ha fatto sì che, insomma, che molte persone vogliano più pensare comprensibilmente al profitto e quindi puntare tutto sulla produzione del vino, perché il vino ti apre anche i mercati esteri e ti dà la sensazione di poter guadagnare tanto, però poi alla fine... Il vino fa guadagnare veramente in maniera spropositata, però ricordiamoci che il vino non è un alimento indispensabile per la vita umana e quindi andrebbe considerato non come un alimento qualunque. Andrebbe secondo me, dopo è vero che ci sono le accise, le tasse che uno paga sulla produzione di vino, per carità, però insomma in previsione di un'equità rispetto proprio alle terre agricole su cui siamo noi, l'idea che tutti quanti producano vino e facciano i soldi, mentre noi cittadini magari non abbiamo la possibilità di comprare della verdura fresca locale perché le terre sono completamente occupate dal vino, è una mancanza secondo me anche dei miei diritti. Però diciamo che questo qua è un po'...
Tra gli argomenti insomma, da riproporre anche ai nostri ascoltatori c'è un argomento che lei ha molto a cuore. Cosa riguarda nello specifico? Sì, la proposta concreta è di fare proprio un marchio biologico veneto in maniera che si possa intanto avere la sicurezza di poter esportare un prodotto che abbia una garanzia proprio di regione, di provenienza e soprattutto che vada a cominciare a inserire gli alimenti biologici nelle scuole, negli ospedali, insomma qualcosa che serva prima di tutto ai veneti, sia per i consumatori ma anche per gli imprenditori. D'accordo, grazie di essere stata nostra ospite, in bocca al lupo per la sua campagna elettorale e ci rimandiamo a prossimi argomenti. Se c'ha anche altre segnalazioni da inviare alla nostra redazione, noi siamo pronti ad ascoltare tutti e a dare voce a tutti coloro che ne hanno necessità. Grazie a lei Gennaro, è stato un piacere. Mayday, Mayday, I've been shot, Mayday.